Consumatori attenti al cibo falso, quello che viene venduto come locale, veneto, italiano e invece non lo è. 2 prosciutti su 3 venduti in Veneto provengono da maiali allevati all'estero. Il consumatore deve poterlo sapere per poter scegliere, ma ancora non è obbligatorio scriverlo sull'etichetta. Ho fiducia solo diciamo, dell'Italia, di prodotto italiano, dell'etichetta italiana, il latte italiano, la verdura, la frutta che in tanti posti purtroppo non la trovi. Alcune battaglie per la tracciabilità degli alimenti sono già state vinte: latte, formaggio, carne, frutta fresca, olio extravergine, miele e uova. Recentissima la vittoria per la tracciabilità del pomodoro, ma resta ancora molto da fare. Bisognerebbe che tutti i prodotti fossero realmente riconosciuti con un'etichetta Made in Italy. Ci sono quei pochi prodotti che mancano e il nostro obiettivo è quello che tutti i prodotti dalla A alla Z siano certificati Made in Italy. Salumi, marmellate, carne equina, ragù, sottoli, succhi di frutta, pane, tutti gli oli, escluso l'extravergine, fino al latte in polvere per i neonati e allo zucchero, a oggi non hanno ancora l'obbligo di tracciabilità in etichetta della provenienza della materia prima. Fino a tutto aprile si può firmare nei mercati ai gazebo della Coldiretti per chiedere all'Unione Europea di difendere i consumatori con la tracciabilità obbligatoria in etichetta. Perché dobbiamo difenderci proprio da tutti questi prodotti taroccati? Allora io vedo, per dire, nei supermercati quando vado a fare la spesa, nessuno legge che prodotto compra, guardano solo il prezzo.